Oggi si celebra San Gregorio Magno. Il nome Gregorio ha origine greca e significa sveglio, attivo. Il 3 settembre è la giornata nazionale della bandiera australiana. Dal 1901 il 3 settembre fu adottata quella che oggi è ufficialmente riconosciuta come bandiera australiana. Parteciparono più di 32.800 persone al concorso indetto per la realizzazione della bandiera, che venne presentata con una peculiarità. Da un lato lo sfondo rosso destinato alle navi mercantili, dall'altro lo sfondo blu che riconosciamo nella bandiera ufficiale del paese. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Manuela Setti Carraro sono diretti al ristorante a bordo di una A112 bianca, seguiti dall'agente di scorta Domenico Russo alla guida di un'Alfetta. Sono le 21:15 del 3 settembre del 1982. Lungo via Carini vengono affiancati da una BMW e da una motocicletta, dalle quali parte una raffica di Kalashnikov che uccide i due coniugi e l'agente. Buon mercoledì ai 12, Luna in Capricorno, il Sole che si smarca dalla quadratura di Urano ed è decisamente un periodo molto migliore per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Ma che fanno gli altri? Andiamolo a scoprire. Ariete, per voi la Luna oggi è in quadratura, quindi oggi proprio avrete forse qualche difficoltà in più del solito a farvi capire dagli altri. Non siate di poche parole o spartani, un po' rudi nella comunicazione. Probabilmente quella Luna in quadratura vi vuole suggerire che otterrete molto di più, essendo più morbidi e diplomatici. Toro, una stupenda luna di trigono, mentre invece Giove e il Sole e Mercurio sembrano tornare di nuovo amici, quindi via ad una nuova escalation della vostra vita verso il piacere, l'ordine e finalmente qualche soddisfazione e qualche soldino in più che arrivano dall'ambito lavorativo. Gemelli, per voi la giornata oggi dismette la quadratura con il Sole, ma l'accende con Mercurio e quindi ci sono dei problemi un po' comunicativi. Forse non riuscite a fare intendere bene le vostre ragioni, o forse non vi sentite capiti, però non è il caso di rovellare oltre su tutta una serie di faccende che non vi portano comunque a nulla. Plutone, Saturno e Nettuno vi offrono soluzioni ben più intelligenti. Ascoltate un po' chi vi parla. Cancro, la giornata oggi vede una luna in opposizione, configurazione alquanto balzana per voi, proprio perché quando il vostro astro vi è contro, non è proprio una giornata ben bilanciata per voi, in cui non saprete ben distinguere tra i vostri desideri e quello che potreste fare se solo finalmente il partner vi ascoltasse un po'. Leone, la vostra giornata oggi vede una Venere un pochino più leggera, un pochino più smarcata, una Venere più libera di esprimersi. Mercurio e i suoi pensieri e le sue logorree sono finalmente volate via dal vostro cielo zodiacale, passano in Vergine, per cui un po' meno pensierosi e più dediti all'amore. Vergine, arriva proprio il vostro pianeta Mercurio ad allietarvi, quindi sarete di nuovo forti di una grande capacità di mediazione e di comunicazione. Purtroppo però Mercurio quadra con Urano, quindi c'è ancora un qualche piccolo fastidio che dovete essere bravi e diplomatici a togliervi un po' dal vostro piano esistenziale. Bilancia, giornata oggi che vede Marte meno agguerrito, Marte più morbido, ma sempre in quadratura con la Luna e con Giove. Paura di sbagliare o di fare scelte poco sensate? La valutazione continua è tipica dei vostri gradi zodiacali, l'importante è che non si trasformi in insicurezza. Scorpione, la vostra giornata oggi ha un che di magico, proprio perché vi verranno sussurrate tette una serie di cose che vi farà piacere tanto che vi vengano rivolte, ed è finalmente il momento ideale per una qualche dichiarazione sentimentale e finalmente per rendervi conto che siete amati e sereni. Sagittario, per voi oggi la giornata vede dei successi che hanno a che fare proprio col pratico, con l'oggettivo, con un qualcosa che ancora inseguite, che ancora non carbura, ma che finalmente come per magia inizia a carburare e già vedete
il senso del futuro, il senso della meta che come al solito per voi è irresistibile raggiungere. Capricorno, luna ancora nei vostri gradi che tesse un ottimo e solido trigono proprio con il sole, quindi potenti, pieni di energia, pieni di voglia di fare e d'azione, soprattutto di eliminare le problematiche che Marte in Bilancia propone oggi, una giornata da vincenti. Acquari, la vostra giornata è una giornata piena di intuizione, ma soprattutto di una grande creatività. Oggi potete esprimervi al meglio anche non prestando troppo ascolto a dei discorsi poco armonici o che non vi riguardano. Vi chiuderete un po' nella vostra indifferenza qualora e laddove riterrete opportuno difendere il vostro equilibrio. Pesci, una giornata oggi che parla di sentimenti, di amore, ed è proprio quello che le stelle provvedono che accada, proprio perché sarete comunque gratificati dallo staff, dal team lavorativo, dalla famiglia e soprattutto incoraggiati a intraprendere una strada nuova che vi dà più responsabilità. La Stars and Stripe o Old Glory, come viene comunemente chiamata la bandiera americana, sventola per la prima volta il 3 settembre del 1777 nella battaglia Cochise Bridge nel Maryland, in piena guerra di indipendenza. Ha molte meno stelle di adesso perché gli Stati Uniti erano solo 13, tante quante le strisce, che rimarranno per sempre di questo numero. Serafin lui crea mondi colorati e naif, dipingendo fiori, foglie e piume con uno spirito visionario ed eccentrico. Da giovane orfana e povera trova ispirazione nelle notti oscure, mentre dipinge nella sua stanza dopo il lavoro come domestica. Lei non ha dubbi, è l'arcangelo Gabriele che me lo chiede. Con una tecnica pittorica unica, utilizzando succhi vegetali, argille, sangue di macelleria e cera per pavimenti, crea colori intensi e lucidi. Grazie ad un collezionista d'arte esce dall'anonimato, ma poi la psicosi la porta in un manicomio. Il delirio e i demoni che l'affliggono la allontanarono dalla sua arte e dalla notte che un tempo la ispiravano. La sua mente si spegne lentamente. Ci salutiamo con la frase del giorno: chi non osa nulla non speri in nulla. E quindi osate, provate nuove esperienze, trovate nuovi hobby. Io nel frattempo vi aspetto qui. Vi auguro una buona giornata.